Oggi abbiamo uno spettacolo che si chiama Scherzo Tre Mani, è un nostro vecchio spettacolo, una produzione del 2012 che comunque ha girato praticamente tutto il mondo, dal Giappone alla Francia, siamo stati veramente, ci ha dato tantissime soddisfazioni, uno spettacolo che facciamo io e Saia. Saia è al pianoforte e suona musiche di Bela Bartok e io con i miei soliti disegni lavoro con la telecamera e proietto i disegni utilizzando sia colori che chine che semplici segni. È un gioco che si chiama appunto Scherzo, perché sono praticamente 3 scene in cui raccontiamo delle piccolissime storie che finiscono sempre con qualcosa di imprevedibile, una specie di scherzo. È uno spettacolo a cui siamo molto legati e che continuiamo a riproporre perché è ancora veramente molto attuale, molto fresco, molto divertente e oltre a far divertire il pubblico ci divertiamo moltissimo anche noi. Noi stiamo lavorando adesso a delle nuove produzioni, ma anche qui nel nostro spazio, qui nella sala di Via Certosa, stiamo proponendo delle cose anche per fine dell'anno in collaborazione col Comune di Mantova. E faremo sicuramente una piccola iniziativa durante il periodo natalizio, anzi in realtà tra Natale e Capodanno, proprio quel periodo lì in cui generalmente le persone non sanno bene che cosa fare, e ci saranno 4 giorni di spettacoli dove presenteremo noi degli spettacoli insieme a uno spettacolo di Antonio Catalano e un altro di Antonio Panzuto, e per cui ci sarà una piccola rassegna con una decina di spettacoli. Io però mi chiedo una cosa, questi sono i disegni, li vedete i disegni? Si possono toccare, ma la musica dov'è che non la vedo? Dov'è la musica? Non c'è, non si vede, dov'è la musica? Dov'è la musica? Non si vede la musica ma si sente. Si sente? Ah, si sente! E come si può fa? anche leggere. Il 4 di dicembre, sempre qua in questa sala, ci sarà Nella pancia del lupo, realizzato da 2 attori bravissimi, che sono Alberto Branca e Francesca Grisenti, che presenteranno sempre qui in questa sala alle 4:30 e alle 6 di sabato prossimo, questo Nella pancia del lupo. Invito tutti quanti a frequentare il nostro spazio, perché è uno spazio piccolissimo, ma però è uno spazio molto accogliente, dove facciamo sempre delle cose divertenti per noi e sicuramente anche per il pubblico.